Il Partito Democratico presenta la propria proposta di legge sul recupero di suolo ad uso agricolo ed ambientale e soprattutto dice stop con le autorizzazioni, stop con quello che è il sempre maggiore cementificazione. I dettagli di questa proposta di legge con Graziano Azzalin, che è vicepresidente della Commissione Agricoltura in Consiglio regionale. Sì, dettagli sono due sostanzialmente. Uno, da un lato c'è lo stop al consumo di suolo immediato, c'è un periodo transitorio che stoppa tutte le nuove autorizzazioni, e dall'altro una serie di misure coerenti che devono andare avanti appunto per avviare sostanzialmente un nuovo modello di sviluppo sugli effetti e cosa provoca il consumo di suolo di un bene peraltro non più riproducibile, perché è un bene come l'aria, come l'acqua, gli effetti li conosciamo, insomma, perché questo incide sul calo di produttività nel settore agricolo, sulla perdita di biodiversità, sulla sicurezza idrogeologica, c'è una minor attrazione turistica dai nostri territori, il consumo di suolo è tutto questo. Quindi da questo punto di vista c'è l'urgenza di intervenire, non c'è l'urgenza di ulteriori analisi, e allora da questo punto di vista noi abbiamo inteso proporre una legge in Consiglio regionale in questi giorni, perché è ora di farla finita con la politica della maggioranza e della Giunta Zaia, che è una politica fatta di soli annunci. Ne parlano tutti, ne parlano da mesi, da anni, ma nessuno prende l'iniziativa, e da questo punto di vista noi vogliamo andare al vedo. Bisogna provvedere in maniera concreta. Il regolamento, lo statuto ci consente e obbliga la maggioranza a discutere in Consiglio regionale, e quindi andremo a vedere quali sono le reali intenzioni di questa maggioranza, perché noi vogliamo particolarmente che su questa materia ci siano delle politiche coerenti e concrete.